Bella raga, ciao del comandante veneziano, siamo in semifinale e siamo contro l'Albanese, che è il 102 del mondo, quindi possiamo farcela, visto le caratteristiche simili. No, lui è forte nella potenza, nella velocità, nella resistenza, quindi è molto fisico, però come tecnica non ho visto cose devastanti sinceramente, quindi le possibilità di fare bene sono tante, speriamo. Vai raga. Vediamo, lo stadio è pieno, la gente vuole vedere Veneziano. Vincere in casa in un torneo comunque importante, eh? Ricevo, ciao. Secondo me, a parte le caratteristiche tecniche, non è devastante quest'uomo. Però è Ardinian, quindi un albanese buono. Ma subito fuori. C'è tensione, voglio la finale. Due errori gratuiti così subito. Non proprio un grandissimo inizio per il talentissimo. Terzo errore gratuito. Tutto io sto facendo molto bene. Sono quelle cose che mi rendono felice. Grazie, Kuma, grazie. Oh, questo è un fenomeno. Oh, io ho cominciato male. Bene, molto bene. Peggior inizio possibile. Cerchiamo di andare subito solo 1-1, grazie. Ma va a cagare. E arriva lei, servito e riverito. Let's, first there. In un inglese sempre più inglesoso. Non ci credo. Cosa ha salvato? Vabbè, ma illegale in 500 stati quello che ha fatto Ardinian. Bravo però. Fall. Porca miseria. No, doppio farlo così. Mamma mia, che brutta cosa. No, era out, che deficiente. No, non puoi regalargli. No, non puoi regalargli le cose. Mamma mia, che inizio di semifinale orrendo. E vaffanculo. Come senti un po' la pressione, è la prima volta che non semifinale di un torneo comunque così importante. Finora ho giocato solo i tornei di cacca. Dai, prendila. Prendila, Ardinian, prendila. Devo aumentare gli ace però. E fall, vabbè. Bruttissimo questo. Mi è andata bene. Buonissimo, 1-1. Ragazzi, primo set point. Stiamo giocando benissimo, ho fatto anche 3 ace, questo è importante. Dai. Ho rischiato l'altro ace, ma questo è punte. Non la salva. Non ci credo. Come l'ho buttato via il set point. Ah, non bella. Adesso resistere o sotto rete. Dio, non viene giù di tutto. No, break, no, non si può andare al tie break in una situazione che ero intranquillo o comunque. Mamma mia, cosa gli ho messo. Che gioco, che cume. Dai. E la lascia andare. Ah, bene. Ora sto zitto che è meglio.
E la sbaglia. Si va tie break. Dio madonna. Problema il tie break. Solito ne vinco tanti di tie break, però questo è veramente complicato. Guarda come gioca adesso. Registro e gioca così. Toh, che quel punto, bravo Kuma. 1-0 the server. Dai, tiriamoli il scilurazzo. Yes. Bravo Kuma. 2-0 the server. Delizioso, delizioso. Ma non basta. E invece sì. Dai che il tie break è roba mia. 0 the receiver. Dai che il tie cazzo è roba mia. Bella ace di Ardinian. Classico ace Ardinian. 3-1 the receiver. Calma Kuma, stai calmo. Relax Kuma, relax. Primo set comunque bello tosto. Come gliel'ho messa, come gliel'ho messa, sì. Questa è la mia superficie, c'è poco da fare. The server. Ho rischiato l'ace. Bello, bel colpo di Ardinian qua. Bello Ardinian, bravo Ardinian. Bisogna anche essere onesti con Ardinian. Ciao. Bravo Kuma, 5-2. 5-2. Servizio Ardi. Bello, bel colpo, porca miseria, sto qua, siamo in semifinale ragazzi. Sto qua non mi regala niente. Da picchiare qua. Buono, steccatissimo, bravo. Dai. Adesso chiudiamo con l'ace il set. No, peccato. Guarda come gliel'ho messa. Bellissimo. Ma quella sbaglio io. Qualcuno fa una gran cosa. Yes. Primo set a noi. Spero che tutti 9-9 per te. Equilibratissimo. Quando me la dà così è punto sicuro del mio gioco. 15 love. Ma controtempo. Bravo Ardi. 15 no. Bravo, bell'uomo Ardini anche lui. Ha capito che non deve darmela così, però che questa è bella corta, ma si salva. Poi gliela metto bene, ti prego non sbagliare, boom. Bravo. 30-15. Buono, no! Non ci credo. Questo ho detto che corre. Bello, bel colpo di Ardinian che ha veramente tanto fisico. Che palle. Grazie. Quando è così è sempre roba mia. Ragazzi, triplo match point. E gioca la seconda. È quasi fatta per la finale, ragazzi. Stiamo calmi. Dai che Ardinian è cotto. No, ma come la regala così, madonna. Che palle quando le regalo così. Primo match point sfumato. E ancora sbaglia la prima. Francavilla vuole esplodere per la finale italiana. Dopo quella di Venezia persa, però beffato proprio il culo.
Corta, corta, corta e finale. Yes! Veneziano vola in finale. Game, set, and match. Molto molto bene. Dai, sono stati bravi. 2-0, proprio vinta bene. Con un avversario che comunque era la nostra portata. Buono. E bravo il talentissimo. E bravo il talentissimo. Ok. Siamo contro il russo Axalov. Ok. Vediamo com'è. 358esimo del mondo, ragazzi. È più scarso di me. Buono. Molto buono. Finale. 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 No, ho sbagliato. Che rincoglionito. Vabbè. Speriamo di non pagarla. Siamo contro un russo. E i russi sono forti. Vai. Se la finale dopo Mosca e Zagabria. Voglio il terzo titolo. Ho fatto 4 finali. Poi dopo una finale persa. Proprio in casa a Venezia. Beh, primo scambio. Sembra non promettere male. Anche se lo perdo. Vaffanculo russo del cazzo. Mi ha studiato sto qua. No. Mamma mia, finalissima. Bello questo. Qua mi ha studiato sì perché la tira sempre nel punto che non voglio. Porca mi... qua mi regala il punto però. Grande come comunque, se me l'ha regalato però non era facile, Bravo come. Partito bene. Comunque non ho avversari impossibili, ecco. Poi tra la terra è la mia superficie, sono sempre sulla terra, sto finché non divento forte forte, dopo mi abituerò alle altre, cosa ti dica. Sto parlando da solo, bene, ormai come è andato, non ci credo, ace no. Però 1-0 facile. 1-0 facile per il talento. Veneziano. Ciao. Se Axakov gioca così, sono dolori, è per lui. Axakov non ha ancora capito. Questo è un bel punto, però stiamo zitti che è meglio. Stiamo zitti che è meglio. Risposta orribile qua del come odio queste risposte. Quanto le odio. Gli do palle difficili, me le prende tutte finora, Si è svegliato il russo. E qua l'ha sbagliato. Regalato il secondo game, molto bene. Sono quelle cose che mi fanno proprio felice. Come gioca fastidioso sto qua. Poi gioca sulle mie corte. E dopo la sbaglio così, va a cagare. Set point come? È molto importante questo. Sta caricando tutto il rosso. Ha paura di perdere il primo set così. Stiamo dando tutti il massimo. Grandissimo colpo da qua del cume. Prova a dare la corta. Ci arriva. È fuori. Yes. Il primo set nostro. Mosca Zagabria. Mosca Zagabria. Stiamo qua. Yes. Mamma mia, il russo non c'è tanto secondo me. Ha paura il russo. Ha paura. Mamma mia, il cume sulla terra rossa è veramente un maestro. Almeno nella sua categoria. Manca l'ace. Manca l'ace.
Boom, regalata, mamma mia. Aksakov non ci capisce più nulla. Stiamo zitti, però che è meglio. E quando è così, ciao. Facile, facile, 1-0. Se vinciamo questa possiamo portarla a cara, secondo me. Qua vediamo come ha preso il russo. Da sto game, bellissima, qualcuno da un... Bella, 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 bella. La salva non so come... No, out. Devo aggredirlo. Bisogna aggredire il russo che è in grosse difficoltà. Risposto una tattica, ciao. E la salva bene. Prova il... grandissimo. Il russo non c'è più. Mamma mia. Tripla breakpoint. Tripla breccata. Out. Dai, doppio fallo per proprio chiudere di merda il game. Ciao. Yes. Si serve per il match. Si serve per il match. No, qua la no, infatti, non l'ho presa bene. Basta, sembra finito il russo. Sembra terminato. Ah, perché? Dai, come regalaci il The Dream. Yes, sta sbagliando l'impossibile il russo. Ha paurissimo il russo, lo vediamo in maniera molto netta. Out anche questa, triplo championship point. No, no, calma come calma. 40-15. Ah, volevo chiudere con lei, peccato. Il russo si è svegliato adesso. Bello questo. E la sbaglia! Siamo campioni! Terzo titolo su 4 finali. Bravo Kuma. Mamma mia. Arriva un altro importante premio. Ok. Raga, è andata. Ragazzi, l'è andata, mamma mia. Sulla terra rossa siamo forti. Devo approfittare e stare qua. È l'unico modo per salire velocemente, secondo me, per adesso. Salvo qualche torneo mare che mi piace il luogo, che la proviamo. Ok, siamo a livello 30. Bene, bene, bene. Qua possiamo salire. Ci facciamo un'altra resistenza. E dopo andiamo sui riflessi, su quello dopo. Ok. Andiamo a vedere le classifiche. Veneziano 183esimo del mondo, ragazzi. Molto, molto bene. Andiamo a vedere i primi. Djokovic in testa, Nadal, Zverev, Federer sta crollando. Rogerino è in crollo verticale. Ok, ciao Roger. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Siamo riusciti a vincere il terzo torneo. Vittoria a Mosca, vittoria a Zagabria. E adesso vittoria finalmente in Italia a Francavilla.